in mezzo a troppi leghisti, quindi ho bisogno di aiuto. Amici di Bella Sicilia, ci siamo, pochi secondi e partirà ufficialmente la quarta edizione di Amoni. Sindaco, guarda. Al via, amici di Bella Sicilia, la quarta edizione di Amoni, il festival dell'agroalimentare, qui sul lungomare di Torrenova. Saranno 3 giornate ricche di iniziative in questa bellissima cornice. Fateci sapere da dove ci state guardando. E qui, guardate, proprio a pochi metri troviamo il mare di Torrenova. C'è gente ancora che è in spiaggia, e poco distante da qui anche il palco dove questa sera si esibirà Sal da Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo, e poi domani e dopodomani altri artisti, sempre a ingresso libero qui a Torrenova. Un'occasione anche per gustare tante prelibatezze in questa bellissima location, un evento promosso anno dopo anno dall'amministrazione comunale di Torrenova. Facciamo un plauso, un evento che cresce sempre di più. Fateci sapere da dove ci state guardando e noi vi mostriamo ancora qualche altra immagine di questo luogo che sta ospitando questa quarta edizione di Amoni. Stasera quindi appuntamento anche con la musica, con Sal da Vinci per questa quarta edizione di Amoni, Festival dell'agroalimentare siciliano. E qui anche tante specialità da gustare in queste 3 serate, quindi un fine settimana particolare. Salve, ma qui cosa abbiamo? Smash Burger. È la prima volta che siete presenti ad Amoni oppure anche gli altri anni? No, tutti gli anni. Tutti gli anni. Lanciamo l'invito allora di venire fino a domenica. Ragazzi, vi aspettiamo numerosi. Allora amici di Bella Sicilia, seguiteci sino alla fine del video, perché adesso vediamo se riusciamo anche ad entrare negli stand dove ci sono alcune delle aziende siciliane che espongono i loro prodotti, le loro eccellenze. Ricordiamo Amoni è anche e soprattutto un evento che mette insieme i buyer del territorio siciliano con quelli del mondo, i produttori e i buyer si incontrano proprio in questo luogo. Intanto salutiamo chi ci sta seguendo in questo momento, e se siete nelle vicinanze vi aspettiamo qui fino a tarda sera, o altrimenti sabato e domenica si continua con altre 2 giornate, altre 2 serate da non perdere. Fa caldo anche oggi, però dai, si va avanti e il caldo non sta fermando Amoni. Vedete tante persone già qui sul lungomare. Ci siamo, stiamo per arrivare nel luogo dove sono presenti varie attività. Aspettiamo di leggere i vostri messaggi. Graziella ci saluta e ci chiede dove ci troviamo.
Siamo a Torre Nova, guardate che spettacolo il mare oggi. Approfitta della promo. Lì davanti vediamo Capo d'Orlando, A soli 49 euro. che il giorno 6 settembre ospiterà l'evento Marea dedicato al pesce. E qui, vedete, entriamo proprio nell'area di Amunì con le varie aziende e faremo una veloce carrellata. Intanto fateci sapere com'è il meteo dalle vostre parti, se anche da voi fa caldo, da noi quasi 40 gradi. La nuova visione del design firmata Ottica Galati. Ciao Francesco. Di stile, carattere, identità, montatore da E allora entriamo dentro e qui vediamo diverse attività. Giuseppe ci saluta dalla Germania, un abbraccio anche a te. Ecco, facci sapere qual è la temperatura dalle tue parti e noi proseguiamo la carrellata sulle varie aziende presenti a questa quarta edizione di Amunì sul lungomare di Torre Nova. Ancora peggio che c'era chi ti sembra. Sindaco, al via questa quarta edizione. Ma che edizione sarà? Parliamo un po' di quest'anno di Amunì. Sicuramente un'edizione importante, ora stiamo facendo il giro dei produttori e siamo convinti veramente di fare bene anche quest'anno. Come vedi c'è una grandissima presenza, ma sono veramente felice della grande presenza dei tanti amministratori locali. Questo è un segnale importante perché Amunì sta diventando veramente una manifestazione territoriale. E ci sono 3 appuntamenti musicali in queste 3 serate. Oggi si inizia. Stasera iniziamo con le Sal da Vinci, tra un paio di ore si esibirà il vincitore del Festival di Sanremo e c'è grande attesa perché già c'è gente dietro il palco e sotto il palco che aspetta. Tutto Grazie. ingresso libero. Tutto ingresso libero. Grazie. Allora amici, non perdetevi l'appuntamento di questa sera, ma anche quello con le altre serate di Amunì Festival a Torre Nova. A tutti voi un buon fine settimana, fateci sapere da dove ci state guardando e condividete il video e noi vi mostriamo ancora una volta qui il mare di Torre Nova. Anche questa è la nostra bella Sicilia, ci arrivano i saluti e i complimenti da Cesaro, un bellissimo comune che sicuramente andremo a scoprire nuovamente tra qualche settimana con la sagra. In Belgio ci fanno sapere che ci sono 18 gradi, beato te Vincenzo. 23 gradi con pioggia e temporale ci fa sapere Giuseppe. E qui fa caldo invece anche la sera, più di 30 gradi anche nelle ore serali. A tutti voi un buon fine settimana, seguiteci sempre in pagina su Bella Sicilia, su Onda TV e su tutte le altre pagine del nostro gruppo e noi vi mandiamo un caloroso abbraccio. E viva la Sicilia, scrive Loredana. Ciao a tutti.